Buongiorno. Buongiorno. Bambini, buongiorno. Ok, tutto bene? Ok, che bello che stiamo vivendo questa domenica a celebrare il nostro Dio. Oggi veramente è una giornata di festa, di festa, di festa. Stiamo qua con finito un campeggio dei nostri bambini. Da quello che ho sentito, ho letto, ho visto, Dio ha fatto delle belle cose, grandi cose. Così una domenica oggi per non dimenticare. Perché è tanta festa, no? E questo culto con i bambini che saranno guidando e staranno assieme con noi oggi. È una festa, dopo staremo celebrando i battesimi. E questa è una gioia per la Chiesa quando vive questa esperienza di una dimostrazione pubblica di una fede in Cristo Gesù. È una festa, Letizia, auguri. È una festa, Jonas, auguri. Ok, non dimenticare che oggi Jonas e Letizia stanno offrendo il pranzo lá, il piquenique, ok? Loro hanno portato una torta, anche Jonas ha portato la picanha, offrirà tutto per noi. Ok, fa così, Jonas, ma non è vero, ok? Va bene, oggi vogliamo vivere questo culto come il Salmo 126, no? Siamo nella gioia, perché il Signore fa grande cosa per noi, in mezzo a noi, e è quello che vogliamo oggi vedere, sentire, cantare e adorare il nostro Dio. E che il nostro cuore e la nostra mente oggi possano stare completamente direzionata verso quello che il Signore sta facendo. Grande cosa è fatto. E perciò siamo nella gioia. Lo Spirito Santo di Dio è in mezzo a noi. Siamo nella gioia. Dio ci sta rivelando tante cose. Siamo nella gioia. E il Signore ha fatto vedere le belle cose. E quando leggiamo il Salmo 126, anche dice che gli altri popoli hanno visto le grandi cose che il Signore fa in mezzo al popolo di Dio. Perché il Signore ama questa gente e questo popolo. E è su questo che vogliamo predicare anche questo grande amore. E oggi anche è un giorno di festa perché è il giorno della cena del Signore. È ricordare, è celebrare e perciò oggi possiamo vivere questo con intensa gioia perché il Signore fa grande cosa per noi. Preghiamo? Chiuda i tuoi occhi e ringrazia il Signore. Iniziamo questo culto con un cuore grato, ricordando le grandi cose che Lui ha fatto. Quante cose Dio ha fatto con te questa settimana? Parla con Dio adesso e ringrazia. Quante cose Dio sta facendo con noi in questo periodo? Ringrazia. Siamo nella gioia. Nosso Padre, iniziare un culto e ricordare le grandi cose che Tu stai facendo con noi, quanto bello è. Tante volte vengono le tempeste, ma fanno parte. Ma tu ci proteggi, tu prendi cura di noi, ci sostieni, ci fortifica in quel momento. Quanta gioia. Grazie Padre perché vivere questa esperienza con i bambini, con i monitori e vedere, oh Padre, le grandi cose che tu hai fatto. Grazie. Grazie. E oggi, Padre, in questo culto, dopo i battesimi che staremo vivendo, la comunione, un agape con la Chiesa, grazie. Sono dei regali preziosi che Tu ci dona, Padre, che Tu ci fai vedere che Tu sei con noi, in mezzo a noi, il Tuo amore del cielo. E stiamo offrendo questo momento, questo culto, questa giornata a Te, e che Tu possa, Padre, accettare. E che allo stesso momento che stiamo cantando, offrendo, manifestando, gioiando con Te, possiamo ascoltare da Te una voce che Tu dirai, Amen, così sia. Che Tu dirai, è questo mio popolo che io amo. E la grande dimostrazione è che Tu ci hai dato Cristo Gesù. Grazie. E oggi vogliamo celebrare il Tuo nome. E vogliamo, Padre, ricordare che noi siamo nati per adorarti. Siamo nati solo per Te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Cantiamo e offriamo questo momento.
ricordando che il Signore merita ogni lode e ogni adorazione e noi siamo nati per adorarlo. Amen? Sono nato per adorare. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Ancora? Sono nato per adorare. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare, Per adorarti. per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare. Sono nato per adorare. Sono nato per adorare. Aleluia, teu nome, Senhor. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, Per adorarti. per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare. L'ultima volta per adorarti. Per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare il Signore, per adorare il Signore. Le mani. Il nostro Dio è degno di ogni lode e di ogni onore. E cantiamo con gioia, con forza a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore, vero? Amen? Forza! Tutta la chiesa insieme. Sulle nuvole verai i re si chineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo. Ti fermerà. Ti fermerà l'onnipotente.
lucisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto, hai spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Oh, porte aprite, i re di gloria fate, ci porterà salvezza. Salvezza porterà a noi darà la libertà. Ti fermerà l'onnipotente. Tu sei leone, leone di Giuda, lucisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà l'onnipotente? Chi fermerà? Oh, sei il leone, leone di Giuda, lucisci in potenza e combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Il nostro Dio è oggi, ieri, oggi e sempre sarà il nostro eterno Dio. Amém? Lodiamo il tuo nome, Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, sei tu sei la mia speranza. Dio. Eterno Dio, eterno amore.
Se la chiesa vede i bambini qua, io ho fatto apposta perché non ho più le voci. L'esperienza meravigliosa che tu puoi avere, che tu puoi provare, è di un obiettivo raggiunto, di quello che è un focus, un qualcosa che tu hai fatto, ma tu non riesci a fare da sola, tu riesci a fare solo con tanto aiuto, con tanto amore, con tante collaborazioni. Non serve fare da solo, il corpo è fatto di tanti pezzi. E io lodo il Signore perché mi ha dato questa settimana meravigliosa, anche se non so senza voce. Io ho pianto mari che voi non potete capire. Tutti questi qua hanno pianto mari e non solo io. Anche questi qua hanno pianto mari, ma per la gloria del Signore. Io prima ringrazio la Chiesa, ringrazio perché ognuno in modo suo ha collaborato perché questo succedesse, perché questa trasformazione potesse succedere nella vita di questi bambini. E io sono certa che già da ieri ho cominciato a leggere dei messaggini dei genitori, avranno un po' di modifica a casa da fare, perché quando il Signore tocca, lo Spirito Santo tocca, trasforma, cambia tutto. E loro faranno tante cose, vero David? Il nostro Dio è misericordioso, Dio presente, ma in più abbiamo una battaglia da fare, vero? Abbiamo imparato che noi abbiamo del lavoro da fare. Noi siamo diventati discepoli. Applaudiamo? Possiamo dare un applauso a questi bambini che sono diventati discepoli e hanno capito che devono portare il messaggio di Gesù fuori a tutto il mondo. E noi crediamo un Dio misericordioso, crediamo un Dio che è con noi in ogni battaglia, in ogni problema. Il Signore è davanti a noi e noi abbiamo imparato che dobbiamo usare le nostre armature, giusto? Vero David? Abbiamo imparato l'armatura, abbiamo imparato che noi siamo da soli, non siamo niente. Dipendiamo di questo Dio. Dipendiamo di questo Dio, Chiesa. Consegniamo le nostre vite al Signore ogni giorno. Facciamo il cambiamento nelle nostre case. Siamo chiamati per questo. Abbiamo cantato sono nato per adorare. Adorare il Signore e fare anche questo. E loro hanno imparato questo. E adesso io comincio ad adorare il Signore e dire: Signore, io ti ringrazio perché tu sei un Dio buono e ha permesso tutte queste cose, Signore. Grazie per la mia famiglia, perché io li ho trovati tutti bene. Sono tornata a casa e era tutto a posto. Lodo il tuo nome, Signore, perché la tua Chiesa c'è e tu sei con loro. Amen. Chi vuole? Chi vuole fare la... Ti ringrazio, Signore, per il campo che ci ha dato, Signore. Ti ringrazio per le persone che ci metti di fianco, Signore. Ti ringrazio per lo staff che era presente in ogni momento, Signore. Ti ringrazio di tutto quello che fai, Signore. Ti ringrazio per lo staff che quando avevamo bisogno era lì, era presente, era fantastico, Signore. Ti ringrazio perché questo camp cambia le vite, Signore. E io ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Avevamo il tempo di lode e adorazione nei campeggi. Loro dovevano scrivere dei bigliettini, ma qua hanno il microfono in mano e quindi ci mettevamo un tempo perché loro ringraziavano. Non c'è nessuno che vuole prendere il microfono? Hanno paura del microfono. Chi c'è qua? C'è qualcuno che
paura del microfono. Amen. Quindi cantiamo. Cantiamo. Testo. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle tribolazioni il nostro Dio è vincitore, noi lo adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scuoterà, catene farà spezzare mentre adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome Mai cambierà. mai cambierà.
perché tu sei un Dio buono. E noi abbiamo imparato, Signore, che tu sei un Dio che non cambierà mai. Come hai fatto in passato, Signore, con i tuoi discepoli, e li hai insegnati, li hai spiegati, Signore, tutto quello che dovevano fare. Il Signore ci ha insegnato anche a me e anche a noi. E noi vogliamo, Signore, chiederti, Signore, che tu possa darci la capacità di fare il meglio per te, Signore. Di riempire, Signore, la tua casa, Signore, di lodi e adorazione. Chiamare, Signore, all'altro tuo trono di grazia, Signore. Portare la salvezza, Signore, laddove tu hai chiamato noi da portare, Pai. Per questo aiutaci, Signore, sia con noi e dacci, Signore, questo. Loda il tuo nome, Signore, perché hai promesso tutte queste cose. Loda il tuo nome, loda il tuo nome. In nome di Gesù, amen e amen. Ci sediamo. E adesso io chiedo la parola al Gran Capo. Buongiorno Chiesa, apro subito, sentite che ho la voce bassa, quindi potete immaginare com'è andata la settimana. No, è stato un tempo meraviglioso e la prima cosa che voglio dire è grazie per le vostre preghiere, perché le preghiere hanno fatto tutta la differenza in questo campeggio. E il nome di questo campeggio che è stato scelto è Disciple Academy, un'accademia per imparare come essere discepoli. Siamo partiti con questi ragazzi vedendo il piano della salvezza, vedete qua i 5 colori strafamosissimi, e se non li conoscete chiedete pure ai ragazzi, ai bambini, dovrebbero saperlo, se non lo sanno chiedete a me, che poi vi spieghiamo. E abbiamo visto che per crescere nella vita spirituale sono fondamentali 2 vitamine. Chi se le ricorda qua? Vai. Vitamina Bibbia e vitamina preghiera. Scusate, deformazione di campeggio, fare le domande. E se volete le faccio agli adulti, preferite? Diciamo, va bene. Quindi loro hanno imparato come pregare a Dio, hanno imparato come leggere la parola e abbiamo seguito le vite dei discepoli, abbiamo guardato come Gesù ha scelto i discepoli, che discepoli ha scelto, che disastro erano questi discepoli, ma quante cose meravigliose Gesù ha fatto attraverso di loro. Abbiamo diviso in 3 fasi questo campeggio, ve le ricordate? Scelto, preparato e inviato. Queste sono state le 3 aree che abbiamo visto insieme ai bambini, come Gesù sceglie, come Gesù prepara e come Gesù ci invia. Quindi nella parte scelta abbiamo visto le vite degli apostoli che sono stati scelti da Cristo, dopodiché preparato abbiamo visto la parabola dei talenti, abbiamo visto come Gesù ha mandato gli apostoli in giro per la Galilea, per la Giudea, che cosa gli ha insegnato, come parlare, come comportarsi, dove entrare, dove non entrare. Dopodiché abbiamo visto le caratteristiche del frutto dello Spirito, sono 9, non vi chiederò di dirle, ma chiedetele ai ragazzi dopo, devono saperle. E infine abbiamo visto inviato, abbiamo visto il grande mandato di Cristo, come Cristo ci rende suoi discepoli, ci chiama a essere suoi discepoli, ci prepara. I ragazzi si sono preparati, vero che vi siete preparati a questa Academy? E adesso siamo tutti quanti inviati, siamo tutti quanti mandati nel mondo a fare apostoli, a fare discepoli, e abbiamo visto come ultima cosa l'armatura dello Spirito. Abbiamo spiegato ai ragazzi quanto è importante pregare e vi posso assicurare che abbiamo pregato costantemente per i ragazzi in campeggio. Ogni membro dello staff che non era attivamente impiegato a salvare la vita di un bambino o a tenere 2 bambini dal picchiarsi l'un l'altro, stava pregando per loro. È stato un momento meraviglioso di crescita e la cosa che stavo riflettendo mentre eravamo qua a lodare è che ormai facciamo 3 anni di fila a campeggi con questi ragazzi e vedere lodare Dio piangendo bambini che quando li hai conosciuti non sapevano parlare è un'emozione molto forte. Vedere questi bambini che adorano Dio,
che pregano Dio, che si sostengono l'un l'altro, che non mollano nei giochi, che mettono grinta, che fanno i lavoretti in modo eccellente. Chiedete a Rosy, chiedete a Giulia, abbiamo visto dei lavori da appendere al Louvre, che hanno dato il massimo in tutte le cose, i più grandi che sostenevano i più piccoli, bambini che si aiutavano a vicenda. È stato davvero, davvero meraviglioso. Un momento di semina, un momento di innaffiamento, e che ha portato a un momento molto prezioso che abbiamo fatto con questa croce per simboleggiare il piano della salvezza, il peccato ai piedi della croce, che è stato risolto, sistemato da Cristo, pagato con il suo sangue, che ci ha resi puri, che ci dà una speranza, un avvenire e che ci permette di stare con Dio. Questo è il piano della salvezza che abbiamo visto con questi ragazzi, e ora siamo chiamati ad andare a testimoniare. Gli abbiamo parlato di testimoniare con coraggio, e questo deve partire anche dalla nostra Chiesa, dalle nostre famiglie. L'abbiamo detto tante volte, dobbiamo annaffiare. Abbiamo annaffiato questi ragazzi quando abbiamo fatto i giochi d'acqua. Il Signore in persona ci ha annaffiati, e molto. È stato un momento molto interessante, e quindi è importante la perseveranza. Abbiamo gettato tanti semi, è stata versata tanta acqua, ma ora, genitori, tocca a voi, Chiesa tocca a noi, continuare a perseverare, a seminare, a annaffiare questi ragazzi. Non possiamo annaffiarli una volta l'anno, non possiamo annaffiarli una settimana all'anno, non possiamo annaffiarli se non siamo annaffiati. Quindi la Chiesa è discepolare, come dicevo. Alcuni ragazzi che qua erano tra i più grandi, nei campeggi scorsi erano tra i più piccolini. Alcuni membri dello staff sono nati dentro questa Chiesa. Ci sono membri dello staff di questo campeggio che sono stati bambini in campeggi di tanti anni fa. E questa è una Chiesa che cresce, è una Chiesa che si prende cura di se stessa. Tra questi ragazzi ci saranno membri dello staff di campeggi, monitori, e membri della lode, forse pastori. Quindi è molto importante che la Chiesa perseveri. Se avete bambini, portateli in Chiesa, portate i vostri amici, testimoniate il Vangelo, siate come bambini. I bambini non hanno vergogna a dirti nulla. Qualcuno mi ha detto che sono grasso. Ha fatto male. Però non hanno alcuna paura a dire le cose. E se noi abbiamo questa audacia, se loro hanno questa audacia a fare commenti così ai poveri monitori, con la stessa audacia dobbiamo parlare del Vangelo con la loro stessa audacia, con il loro coraggio. Voi sapete come parlano i bambini, sapete a volte quanto poco filtri hanno. E il Signore dice: lasciate che i bambini vengano a me, perché il regno dei cieli è di come essi. Quindi se non siete come bambini, non vedrete il cielo. Siate come bambini. E voi ragazzi qua davanti, bambini, parlate del Vangelo con le vostre azioni, con le vostre parole, con i vostri pensieri. Pregate per le vostre famiglie, pregate l'uno per l'altro, guardatevi tra di voi. Abbiamo visto insieme, avevo l'armatura da soldato romano, che ha fatto molto scalpore tra i ragazzini, soprattutto chi non l'aveva già vista. I soldati romani combattevano fianco a fianco. Se noi andiamo da soli contro il diavolo, ci mangia come un biscotto. Dobbiamo andare insieme, pregare l'uno per l'altro, stare uniti, stare insieme. Questa è un po' una panoramica di quello che abbiamo visto nel campeggio. Vi ringrazio per le vostre preghiere, e la parola è sempre la stessa: perseveranza. Non finisce oggi, continuerà. Questi bambini diventeranno adulti, questa Chiesa continuerà, e ha bisogno delle vostre preghiere, ha bisogno del vostro servizio, ha bisogno della vostra testimonianza. Non smettete mai di servire Cristo nelle vostre vite. Nelle difficoltà, in tutto, perseverate. Non servono grandi miracoli una volta all'anno, basta una piccola preghiera ogni singolo giorno. Grazie a tutti per le vostre preghiere, grazie bambini per la meravigliosa esperienza che ci avete donato, e Dio benedica tutti voi. Bem louco. Veloce? Puoi fare? Ha paura del microfono anche tu? No, siamo tutti senza voce, tutti che parlavano, adesso tutti senza voce.
Anche tu sei stessa voce? Più o meno. Più o meno. Mancava poco. Vengo qua a dare la mia testimonianza di questo campeggio, che è stato veramente una benedizione essere qua tra i ragazzi, a insegnare, a tenere cura, a parlare, a mettere il nostro seme. Questo campeggio non è stata solo una benedizione per i ragazzi, in realtà io vedo come se fosse più una benedizione per noi dello staff, per noi che stavamo organizzando tutto, perché non so neanche spiegare com'è bello servire, com'è bello tenere cura di loro, com'è bello insegnarli e stare in mezzo a loro. È una gioia stare in mezzo ai bambini che, come dice Gesù, erediteranno il regno del cielo. Non so neanche dire l'amore che abbiamo creato per questi bambini, per stare assieme a loro, nei momenti anche più difficili quando stavano litigando, ma poi c'era sempre un abbraccio, una conversazione dove si capivano sempre. E non so più cosa dire, è stata una benedizione. E prossimo anno faremo un altro ancora e spero di esserci. Amen. Vorrei chiamare qui i 3 ragazzi che hanno vissuto con i campisti. Sono stati loro stessi praticamente campisti. Venite avanti, ragazzi. Loro hanno avuto un compito molto speciale in questo campeggio. Noi gli abbiamo chiesto di rappresentare le squadre dei bambini, di essere al loro fianco in ogni momento, di essere i nostri occhi quando noi non potevamo esserci. Quindi loro sono legati molto ai bambini, li hanno curati e custoditi. E come ho detto in una riunione, loro sono il nostro presente. Mi definisco già un passato, anche se sono. Sì, lo so, sei giovane per essere passato, ma diciamo che di strada ne abbiamo fatta, quindi vorrei dare spazio anche a loro, ok? Perché il futuro è qui davanti e ritengo che loro siano il presente. Ed è giusto che anche loro abbiano il loro spazio, ok? Vorrei pregare per loro e chiederei che la Chiesa possa alzare le mani e benedire la loro vita, ok? Signore, ti ringrazio, Padre, perché tu ci concedi, Padre, l'opportunità di servirti, Padre. Tu ci dai persone che hanno voglia e capacità nel farlo, Padre. E Padre, io vorrei chiedere benedizione, Padre, per la loro vita oggi. Vorrei chiedere che loro non si allontanino mai, che loro possano capire quanto sono importanti, Padre, tutti loro dello staff. Padre, tu agisci in maniera meravigliosa, Padre. Tu ci concedi benedizioni che noi non possiamo nemmeno capire tanto. In questo campeggio ti ho pregato, mi sono inginocchiato e tu ti sei dimostrato, Padre, attraverso loro, con loro e attraverso tutti questi bambini, Padre. E io ti chiedo, Padre, che tu possa benedirli, riempire di gioia, che possano portare la gioia e la pace verso gli uni gli altri, che possano portare queste caratteristiche dello Spirito verso gli altri, Padre, che possa condividere con altri che non hanno avuto questa esperienza, Padre. È questo che ti richiedo e ti ringrazio. In nome di Gesù. Amen. Grazie Chiesa per avercelo permesso e per aver mandato queste piccole gioie nel campeggio. Grazie ancora. Chiesa, amém? Amém ou amém? Amém. Quanto è bello sentire e vedere tutto quello che Dio sta facendo con i nostri piccoli, no? E oggi siamo nella gioia. E c'è anche un ladro qua. Sapete chi è il ladro? Il grasso.
Emanuele mi ha rubato il messaggio. Parleremo proprio su questo, della perseveranza. E è interessante vedere questa gioia qua, o quello che Dio sta facendo con i bambini. Ma siamo sicuri di quello che Emanuele ha detto. Cari genitori, la responsabilità è vostra. Si deve pagare um prezzo altissimo per portare i vostri figli a conoscere il Signore, portare in chiesa, ai convegni, ai campeggi, e questo è molto importante. Perché com a chiesa loro rimangono 40-50 minuti alla settimana, ma com i genitori rimangono tutta la settimana. E dentro di casa si deve studiare la Bibbia assieme com i figli. E é lì che dobbiamo insegnare i principi. E hoje vogliamo parlare di questa parte di non desistere. Eu so che già sono 11:22. De non desistere mai. Perché quando si inizia un progetto si deve continuare. Ou seja, a nossa vida não é um iniciar e finish. A nossa vida é um iniciar e prosseguire. Hoje estaremos celebrando a cena do Senhor. E a cena do Senhor per noi é um momento importantíssimo. Porque ricordiamo um Jesus que não desiste. Jesus te ama tanto que vai fino alla fine alla croce per amore a te, per amore a noi, e não desiste. Perciò quando desistiamo, quando molhiamo na história, stiamo perdendo di vedere le grandi cose che il Signore farà e perdiamo i miracoli del Signore. Quante volte tu già desistito di cercato di mollare qualcosa? Solo io qua alzo le due mani. Ma Gesù sta dicendo non desiste. Domenica scorsa abbiamo parlato tantissimo verso gli uomini, ma che era per tutta la Chiesa, nel senso che quando prendiamo un impegno dobbiamo mantenere, soprattutto un matrimonio, no? Eu não posso desistere de um matrimônio. Eu não posso desistere delle responsabilità. Eu não posso desistere de empenho. Eu não posso desistere de quello che Dio mi ha chiamato a essere e a fare. E o texto que eu vorrei usare oggi è Filippesi capítulo 2, versetto 8, che dice così: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente. E quale a parola viene dopo? Ubbidiente fino a quando? Fino alla morte. E quale morte? È morte di croce. Nosso Padre, grazie per quello che tu già hai insegnato questa mattina. E vogliamo continuare, oh Padre, a vivere questa esperienza viva con te. Usa le nostre vite, ciascuno di noi, nel suo Santo Spirito, oh Padre, in nome di Gesù. Amém. Domenica scorsa abbiamo parlato di 4 punti. Chi si ricorda i 4 punti importanti che un uomo deve avere? Se non sa, dove eu rifaccio il messaggio. Quali 4 punti che abbiamo parlato che un uomo deve avere? Coraggio, ubbidienza, visione e adesso quello che predicheremo oggi, perseveranza. Ogni uomo, ogni persona deve avere coraggio, visione, ubbidienza e perseveranza, constanza, e é quel modo che noi possiamo camminare con il Signore, e lo Spirito Santo di Dio è nella nostra vita e ti dà il coraggio, la visione, l'obbedienza e la perseveranza. Così quando sto dicendo che non ce la faccio, non posso per me arrivato fino alla fine, sto dicendo che sto abbandonando una chiamata, sto abbandonando la potenza dello Spirito Santo, sto abbandonando il Signore, perché è il Signore che mi dà queste caratteristiche. Perciò Gesù va fino alla fine, fino alla morte, perché Lui non desiste de noi. E quando eu comincio a pensar nella storia di Gesù, eu comincio a pensare, Gesù aveva un sguardo verso di me, verso la tua vita, per amore. Gesù non desiste de te. Perciò quando parliamo della croce, è perché Gesù ti amava tanto e non desiste. Quando stavo preparando questo messaggio, eu stavo pensando o quanto è importante avere un proposito nella vita. Qual é o propósito da tua existência qua? Qual é o teu propósito de essere in Italia? Qual é o teu propósito de essere in questa comunità? Qual é o teu propósito de vida? E é interessante que quando estava preparando, estava leggendo e vedendo que o propósito não é per me. Porque se o propósito é per me, eu sou uma pessoa instável, inconstante e eu desisto súbito. Mas se o meu propósito é fora de me, é lì che comincia la mia constância, la mia perseveranza. Que quando eu penso troppo a me stesso, eu sou instável. Hoje eu amo, domani eu odio. Hoje eu estou qua, domani eu não estou qua. Hoje eu faccio, domani eu não faccio. Hoje eu penso A, domani eu penso B. Nós siamo così. Ma quando existe um propósito fora de me, eu comincio a vedere che adesso c'è una ragione della mia vita che eu devo mantenere.
E questo proposito deve avere una cosa molto importante, un fondamento molto importante. Ogni proposito deve essere, come Emanuele ha detto, annaffiato. Ossia, deve essere annaffiato con l'amore. Perché se o proposito non è basato sull'amore, io non mantengo il proposito. Perciò che Gesù mi insegna la caratteristica precisa, perché Lui aveva un proposito verso la mia vita, la tua vita, che era salvar-te. E andato obbediente fino alla morte di croce, perché Lui amava e Lui ama. Perciò la grande caratteristica di questo proposito di Gesù è l'amore che Lui ebbe per me, ebbe per te. E perciò Gesù, mi amando, va fino alla croce. Quando nós cominciamo a amare um propósito que Dio ci ha donato, io non abbandono questo proposito e questa ragione, io non abbandono le mie responsabilità. Questi monitori che hanno seguito i bambini in questo campeggio, e quando Emanuele stava parlando, stavo pensando, tra poco ci sarà il secondo campeggio. Bambini, voi volete questo essere monitori? Solo 3 vogliono, gli altri non vogliono. Sì o no? Perciò, monitori, não abbandonate la vostra responsabilità, perché se o vostro proposito è basato sull'amore di Dio, prossimo anno voi sarete ancora con più grinta di adempiere questa volontà del Signore. Perciò io devo avere un proposito di vita. E quando questo proposito è fuori di me, io non desisto. Qual è il proposito della tua vita? Tanti di noi siamo venuti da un altro paese, e qual è il proposito di essere Italia? Per cercare un lavoro, una vita migliore per i figli, per la mia famiglia? Non è questo. Dio mi ha dato un proposito molto più alto. E questo proposito, cioè, come Gesù mi ha insegnato, è verso gli altri, dove c'è anche la mia morte, e ad essere riempito dell'amore del Signore. E quando io mantengo questo proposito dell'amore del Signore, io lo mantengo fino alla fine, e non ci saranno problemi. Perciò io non sono il centro della storia. Perciò tante volte io desisto, io molho, eu abandono, eu não continuo perché io sono il centro. È tutto contro di me, nessuno mi ama, nessuno mi vuole. Eu non sono il centro. Il centro è Cristo che mi insegna e mi dà un proposito molto più alto. Perciò io devo scoprire qual è il mio proposito di esistenza in questa Italia, in questo mondo, e mantenere questo proposito annaffiato con questo amore che mi insegna. E quando noi abbiamo un proposito, che cosa viene insieme a questo proposito? C'è una parola molto interessante che si chiama opposizione. Tu já hai percepito quando tu prendi una decisione per il Signore c'è un'opposizione? Tu já hai percepito questo? Adesso io faccio un patto con il Signore e subito che cosa viene? Opposizione. Mi sono convertito, chi è stata la mia prima opposizione? La mia famiglia. E mio papà non voleva che mi convertissi e diventasse un scandalo nella famiglia bottega di avere adesso dentro di casa uno che portava la Bibbia, quel periodo era di colore solo nero, dentro sotto il braccio e camminasse per strada con la Bibbia in mano. Era un'opposizione che aveva, perché io avevo preso un proposito. Quando noi prendiamo un proposito, ci segue sempre l'opposizione a quel proposito. E chi ci dà questa opposizione? Sono le persone vicino a noi. Qual è stata una opposizione che Gesù visse? Está in Marco capitolo 3, 21. Che cosa dice Marco 3, 21? I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano: Gesù, tu sei fuori di sé. Ossia, quando eu prendo un proposito di seguire il Signore, la mia famiglia sarà la prima a essere opposizione a me. Ma quando eu ce l'ho un proposito nel Signore, amando questo che il Signore mi ha insegnato, amando le persone che Dio mi dona, non è la mia famiglia che mi allontana di questo proposito. Perciò il proposito di Gesù era fondato sull'amore. E questo fondamento è importantissimo. Perciò io devo sapere che la mia famiglia è importante, ma la mia famiglia non può distruggere quel proposito che ho fatto con il Signore. La mia famiglia non può impedire quel patto che ho fatto con il Signore, che sia basato, fondamentato sull'amore. Io non abbandono, perché la mia famiglia è importante, ma non può permettere che io possa occupare un spazio, un posto più alto del proposito che ho fatto con il Signore. E Gesù sapeva di questo. Perciò che Gesù in quel momento non segue la sua famiglia. E subito dopo Gesù ti lascia un altro testo, Luca 14, 26. Se uno viene a me e non... E viene una parola forte. Qual è la parola forte adesso? E non
odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli e sorelle, e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Se tu prendi un proposito con Cristo Gesù, e se tu vuoi seguire Gesù, tu saprai che avrà un'opposizione dentro di casa, ma lì che cosa devo avere? Odiare la famiglia. E tu mi dirai, ma pastore, questa parola è un scandalo. Ma non è un scandalo. La parola odio nel Nuovo Testamento, nella parola nel greco, significa amare di meno. Non è quello che noi abbiamo oggi, avere un odio di rancore, di rabbia. No, è amare di meno. Chi io devo amare di più? È Gesù, è Dio. Ou seja, o teu Gesù ha fatto un proposito, viene un'opposizione, ma la mia famiglia che io amo di meno non permetterà che sia tolto o proposito com o Signore. Eu devo amare di più il mio Gesù. E se eu não riesco a amare di più il mio Gesù, eu estou transcurando um princípio fortissimo di vita. E é questo princípio que eu devo avere. Quando é basato sull'amore, é um basato per sempre. Può venire la mia famiglia, può venire le persone, ma io non desisto, io non abbandono di quello che Gesù mi ha messo nel cuore. È basato sull'amore. Perciò quante volte il nostro cerco di allontanarci dal Signore, quanti consigli la mia famiglia mi ha dato, io percepivo, no, questo consiglio sta mi allontanando di un proposito che ho fatto con il Signore, e un proposito dove è annaffiato nell'amore che io manterrò per sempre. Io ascolto la mia famiglia è importante, fa parte della mia storia. Io posso dire, io amo la mia famiglia, ma amo di meno perché io amo di più Gesù. E é qua che essere un discepolo di Gesù mantiene un proposito per sempre. E tu deve avere un discernimento nel Signore per dire, questo proviene do Signore, questo non proviene do Signore. E adesso, odiando, amando di meno, io seguo o proposito che Dio mi ha insegnato. Qual è il proposito che tu hai messo con il Signore? Qual è il proposito? La famiglia è un rischio tante volte per noi. Secondo grupo di persone che vogliono allontanarci dal Signore e del proposito del Signore e del nostro servizio al Signore. Prima la famiglia, secondo chi sono? Le persone vicine a noi. Sono i nostri amici. Tu conosci qualche amico che ti ha dato di consiglio? Allontanati. Lascia questa opera. Va. Você conosce qualcuno che è successo questo con me tante volte? Ma se eu amo o propósito de Jesus, annaffiato nell'amore, io non abbandono questo, io non desisto, perché Gesù mi ha insegnato questo. Matteo 26, 56. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e scapparono. Tutti i discepoli di Gesù, tutti gli amici di Gesù hanno detto basta. Ma Gesù prosegue perché aveva un proposito annaffiato nell'amore. E come Emanuele ha detto, noi dobbiamo proseguire questo lavoro con i ragazzi e con i bambini perché abbiamo un proposito di creare e di formare e allevare questi bambini amando a Gesù, e la nostra vita sarà un esempio di una testimonianza chiara di fede che io ce l'ho un proposito basato sull'amore e non importa i miei amici. Quello che importa è quello che il Signore sta mi chiamando a fare. Io non desisto dell'opera del Signore. E loro amici volevano impedire Gesù di andare fino alla croce. Tra poco leggeremo questo brano. Ma Gesù prosegue perché ti ama. Perché mi ama. Gesù prosegue perché c'è un amore. Io devo imparare la stessa cosa nonostante i miei amici. Dio mi ha dato una chiamata e io proseguirò perché è una chiamata del Signore. Io inserirò questo amore per questa chiamata e io mantengo. Quante tentazioni Gesù ha avuto di abbandonare lì la sua chiamata e stare assieme con gli amici. Ma Gesù resiste alle tentazioni. Quante tentazioni noi soffriamo di ascoltare i nostri amici. Ma se eu te l'ho un proposito, io non abbandono il mio proposito. Oggi staremo celebrando il battesimo. C'è Nicole e Jefferson che stanno prendendo la decisione di seguire Gesù e testimoniare pubblicamente la fede tramite il battesimo. E adesso che cosa succederanno con loro? Avranno gli amici e diranno, aspetta di essere battezzato. Ah, tu fai battezzate adesso, sa? E gli amici arrivano. Ma o propósito che loro hanno fatto è molto più alto, è molto profondo. Io amo Gesù, io prendo una decisione per Gesù e non desisto di questo. Adesso sarà una decisione per quanto tempo? Per sempre, perché c'è l'amore lì. Perciò nel giardino, c'era Gesù nel giardino e dicendo ai suoi amici, che cosa Gesù diceva? Pregate perché la situazione adesso è critica.
Pregate, che cosa fecero i vostri loro amici? Hanno dormito. Ma Gesù è andato fino alla croce e Gesù poteva dire: questa gente che sono miei amici stanno dormendo, adesso io vi lascio e vado adesso in cielo e basta. Gesù poteva fare questo, ma Gesù c'era un proposito basato sull'amore e amava nonostante che solo gli amici lo hanno tradito e lo hanno abbandonato. E Gesù ha sofferto per quella gente come Pietro, come Giuda, come Giovanni, come tutti gli altri, come Caio. Perché quante volte io ho tradito Gesù, ma Gesù sapeva del mio tradimento e è andato fino alla croce perché mi amava. Perciò io devo sapere che quando io sono una persona che prende un proposito per Gesù, in amore, non importa quello che loro faranno, io proseguo e non posso desistere mai. O proposito basato sull'amore è per sempre. Noi abbiamo tanti amici che vogliono allontanarci dalla fede, allontanarci dalla chiesa, allontanarci di un proposito, allontanarci di servire il Signore, ma io non posso dare ascolto a loro perché stanno sendo usati pelo diavolo. Eu devo ascoltare quello che Gesù mi insegna. Io prosego, não importa ali miei amici. Mateus 16, 23. Mas ele voltando se disse a Pietro: Vatene via da me, Pietro. É coisa que lui ha detto? Vatene via da me, che cosa? Satana, tu sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E questa è la risposta che dobbiamo dare a quelli che cercano di allontanarci del proposito che il Signore ci ha donato. Vatene via, Satana. Tu non riesci a avere il discernimento delle cose di Dio. Tu pensa solo in te stesso. Vá, via, fuori. Tu sei un scandalo per me e per gli altri. Noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare i nostri amici e mantenere il nostro principio e la nostra parola del Signore. Perciò che per essere una persona veramente forte deve avere il coraggio e noi dobbiamo imparare a dire no alle persone che stanno togliendo il proposito di servire il Signore. Via da me, Satana, tu sei un scandalo. Quando o proposito è nel Signore, io sono sicuro e io non abbandono questa chiamata del Signore. Adesso i monitori, voi avete fatto un lavoro meraviglioso, ho letto i messaggi, ho visto le testimonianze, vedere i bambini cantando qua perché avete fatto delle cose stupende che in cielo vedremo ancora qualcosa di più. Non abbandonate questa chiamata del Signore. Amém, monitori? Non abbandonate questo. Continuate saldi in questo proposito perché è basato sull'amore. È annaffiato sull'amore. E tra poco farete un altro campeggio con più gioia e vedere questi bambini che staranno adorando il Signore qua sarà wow, un sollievo per voi. E è questo, l'opera del Signore si fa con fatica, con impegno, con resistenza, con l'opposizione, ma io non desisto. Amém? Continuate nesse questo proposito, Signore. Terzo e l'ultimo proposito, opposizione che noi soffriamo, dove sono? Dentro della chiesa. Tu já percepito che quando prendi un proposito ci sono qualche fratello e sorella che cominciano a dire e ti voglio togliere? Tu já percepito questo? Gesù soffre in famiglia, soffre con gli amici e soffriva con i religiosi. Matteo 12, 14. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Cari, dentro della chiesa ci sono le persone che vogliono ucciderti, non fisicamente. Ma anche forse, ma voglio ucciderti nella tua speranza con il Signore, nella tua gioia con il Signore. Togli la tua allegria in Gesù. Ci sono fratelli che arrivano là e cominciano a dire cose, quando tu percepisci la tua vita spirituale è un caos. È opposizione. Ma non si desiste. Perché Gesù mi insegna che nonostante i farisei, i sadducei, i religiosi volevano togliere di questo impegno, lui continua saldo, forte nel Signore e va fino alla croce, fino alla morte e morte di croce, perché lui ama. Perciò tutte queste persecuzioni avvivono anche su di noi, perché noi abbiamo un proposito eterno. E se tu non sei perseguitato, perché il tuo proposito ancora è molto debole, ma prendi un proposito con il Signore e tu vedrai. L'opposizione arriveranno, è più forte. Ma io sono saldo nel Signore, perché questo proposito è basato in amore. Io amo le persone che Dio mi ha donato. E le persone che Dio mi ha donato è un regalo per me, non sono stata una scelta mia, è una scelta del Signore. E tante volte, ma quella persona, calma, ama!
Ama. E quando tu ama quella persona, tu hai un proposito profondo e tu vedrai che tu sei libero per ancora morire per quella persona. E questo è un proposito. Perciò in mezzo ai religiosi noi soffriamo tanto perché loro dicono: ah, ma tu perdonerai quella persona? No, mantieni questa amarezza. Ma calma! Eu amo, eu perdono, eu servo, eu exorto, eu vivo questo confronto com i peccati. Eu sou uma pessoa libera per consegnare le offerte, le decima. Eu sou uma pessoa così per il Signore, per qual fatto un proposito per Lui. E eu não abandono questo, perché eu não guardo a me stesso. Eu guardo o propósito che Dio mi ha dato, che è verso le persone. Nonostante la forte persecuzione, Gesù continua e non desiste, perché la sua motivazione era in amore. E Lui ti ama. Perciò la grande testimonianza di Gesù è questo. Lui mi ha amato fino alla fine e ha proseguito nel suo proposito eterno. E questo che Gesù ci insegna, che anch'io devo prendere dei propositi che siano eterni, amando le persone fino alla fine. Fino alla morte, non so se sarà di croce o no, ma fino alla morte amare. Io vorrei finire questa meditazione con il testo di Ebrei 12, 1-3. E questo testo qua mi insegna tanti propositi che il Signore ci insegna. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una grande così schiera di testimoni, deponiamo che cosa? Ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. È Dio che ci ha dato la gara, è Dio che ci ha dato l'impegno, è Dio che ci ha dato la responsabilità di essere monitori, è Dio che ci ha dato. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Dove è il mio sguardo? Il mio sguardo è sul pastore, il mio sguardo è sui leader, dove è il mio sguardo? Su Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, che ha preso un proposito in amore e è andato fino alla croce. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, ele sopportò alla croce, desprezando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi... È stato stancante per voi questa settimana? Anche per voi? Ma sarà sempre così. Sarà stancante. Non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non perde l'animo, perché Dio ha inserito in voi un proposito e adesso inserisce, annaffiate questo proposito in amore e l'animo continuerà sempre. Quanto è bello parlare con le persone che negli occhi scintillano questa gioia, questa allegria di servire il Signore, arrivando quel giorno lì nel campeggio a vedere i monitori con la gioia, con voglia, con servire. È questo animo che dovete avere nel servire il Signore. Perciò continuate con perseveranza, con costanza. Non desistere mai. Amen, Chiesa? Perciò finiamo con l'ultimo lì, Gabriel. C'è un altro slide ancora. Gesù non desiste di te perché Lui tu sei amato. Gesù non desiste di te perché Lui ti ama. Adesso Gesù mi insegna che io non posso desistere di nulla perché io amo. Avete capito? Come è semplice. Io non desisto di nulla perché io amo. Perciò Gesù non desiste e non desiste perché ti ama. Nonostante tutto quello che Lui ha sofferto, Gesù non abbandona alla tua vita e il proposito che aveva. Nonostante tutto quello che noi viviamo, io non abbandono il proposito che Gesù mi ha dato, perché c'è amore. E se c'è amore, l'amore sconfigge la paura, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore va. Basta amare, perché io non sono il centro. Eu non penso in me, eu penso negli altri. Preghiamo. L'amore non permette-me di desistere. Quando desisto è perché non c'è amore. Amore mi fa essere costante e perseverante, perché la mia vita ha un proposito profondo. Grazie, Padre, perché quello che tu ci hai insegnato è un principio meraviglioso. Grazie, Padre, che Cristo Gesù ci ha insegnato questo. Grazie, Padre,
Perché questo principio io devo vivere e non desistere mai. Vedere le testimonianze, la gioia di questi bambini è una dimostrazione preziosa di quello che tu ci insegna, a essere costante e perseverante e non perdere l'animo, perché o sguardo è in Cristo Gesù, che rende perfetta la gioia e la fede. È Cristo Gesù che mi insegna questo principio. Amém, Senhor. Amém? Nós estaremos celebrando adesso la cena del Signore. E prendere adesso il calice, il pane, per favore, diacono, già potete prepararsi per servire la cena. Prendere il pane e il calice adesso è molto importante per noi. Io starò ricordando una persona che non desiste di me. Prendete il pane e il calice e ricordate dell'amore di Gesù per la tua vita. E ricordare o quanto tu sei amato. Perciò noi staremo ascoltando una musica adesso. E mentre staremo ascoltando questa musica, io devo fare una autoanalisi della mia vita. Qual è il mio proposito? Che proposito Dio mi ha offerto? Io sto amando questo proposito che Dio mi ha dato? Io sono una persona che non desisto? Sono costante e perseverante? Che questo proposito prosegua la mia storia. Possiamo celebrare adesso in silenzio. E mentre staremo vivendo questa esperienza con il Signore, possiamo prendere il calice e il pane e ricordare uno che non desiste di me. La cena è per tutti quelli che credono che Gesù è morto sulla croce per me, con una esperienza personale. Perciò staremo prendendo il pane e il calice e possiamo rimanere in silenzio in questo momento, mentre prendiamo il pane e il calice e in silenzio preghiamo e ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi.
pane e o cálice in questo momento. Tutti voi avete preso pane e cálice? Pietro, c'è la Rosa lì che non è preso ancora. Qualcuno altro che non è preso? Lucas. Prendi qua con la Nilsa, Lucas. Qualcun altro che non è preso pane o cálice? Possiamo insieme adesso celebrare la cena. Abbiamo in mano un pane, un cálice che ci fa ricordare un sacrificio di una persona che non desiste di noi. Ti ama, mi ama, ci ama. L'amore di Gesù è grande, è andato fino alla croce. C'era un corpo trafitto, tanto dolore. C'era un corpo coperto di sangue che ci ha purificato di tutti i nostri peccati. Perciò una persona che non desiste di noi perché c'era un amore, ci insegna a non desistere di Gesù, a non desistere di una chiamata, perché c'è un amore. Mangiamo pane e ricordiamo. Prendiamo o cálice e possiamo bere e ricordare un sangue ci ha purificato. Grazie, oh Padre, perché ricordare la tua cena in questo momento è ricordare che tu non hai desistito di me, è ricordare o quanto tu mi ami, è ricordare la tua presenza nella nostra vita, nella mia vita. Grazie, oh Padre, che celebrare questo momento è ricordare che grandi cose succederanno, i miracoli succederanno, se noi siamo costanti e perseveranti in una chiamata tua. Grazie. E che la tua Chiesa, Padre, sia una Chiesa pronta a essere perseverante, a non desistere mai, perché tu fai le grandi cose con noi. No nome di Gesù. Grazie. Amém, Senhor. Amém. Pode dire una parola al tuo fratello, al tuo sorella, al tuo fianco e dica: non desiste, non mollare, continua perseverante e costante. Tu hai preso una decisione per Cristo, avanti. Ah, ma le opposizioni succederanno sempre, ma io non desisto di quello che Dio mi ha chiamato. Quale canzone canteremo adesso per l'offerta, Jacqueline? Tutti su, Leone e l'Agnello, con i bambini di sopra. Andiamo su? I bambini di sopra? Su, Leone e l'Agnello. Ok, mentre cantiamo un canto con i bambini saranno cantando assieme, è il momento di fare le offerte, le decime. È la nostra responsabilità, non desistere di contribuire, perché è una chiamata, il Signore ci ha dato tante cose e le decime e offerte è la mia responsabilità in questa opera. Ok? Mentre loro si preparano possiamo cantare, offrire e fare questo momento di consacrazione al Signore. Sulle nuvole verrà, i resti diranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi.
porte apritevi, il Re di gloria fatti entrare. Salvezza porterà, Salvezza porterà, a noi darà la libertà, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, rugisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. mani, Chi fermerà l'Onnipotente? 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 Fermerà l'Onnipotente, ti fermerà l'Onnipotente, di nuovo, ti fermerà l'Onnipotente, ti fermerà l'Onnipotente, ti fermerà l'Onnipotente, ti fermerà. Combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Oh, Potete accomodarvi. O culto non è finito, ancora abbiamo tante cose, ok? Oggi siamo un po' più lunghi. C'è un video. Già pronto, Gabriel? Ok. Vediamo un video adesso di questo campeggio. Bambini, potete girarvi. Esatto. I wanna dance like David, I want a faith like Paul, I wanna sing like Silas, tearing down the prison wall. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land, no longer slaves. Though the fear is talking, no one can take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I
gift like Mary. I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cage. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it fall. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. So I'm gonna praise. Nosso Padre, quanto è bello vedere, sentire, ascoltare tutto quello che abbiamo visto oggi. Grazie. Benedici questo gruppo dei bambini, i responsabili, con la tua grazia e il tuo grande amore, e che loro possano continuare a vivere questa gioia in te. Grazie. Le tue benedizioni, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ok. Bambini monitori, adesso voi dovete stare là vicino alla porta, perché tutta la chiesa deve darvi un abbraccio, ok? Ma prima, Jefferson, vieni qua. Nicole, dove sei? Venite qua, voi. Saranno due che saranno battezzati. Potete andare, sì, sì. Là vicino alla porta, ok? Vicino ali dove c'è o... Giandro, alza la mano, tutte lì. Ok, l'altra parola, Chiesa, grazie, perché quando ho visto il cibo lì, no? La Chiesa ha dato tante cose e questo è tanto prezioso perché stiamo con questo prezzo di campeggio già da quasi 10 anni. Così quando la Chiesa contribuisce possiamo diminuire il prezzo e possiamo portare più bambini. Perciò Chiesa, grazie perché avete portato caffè, riso, pasta e tante altre cose. Va bene, Nicole e Jefferson, non serve che tu prenda il microfono. Tu sì, sì, sì. Nicole già ha fatto la sua testimonianza un mese fa nell'incontro dei giovani e ha dato la sua testimonianza di fede in Cristo Gesù. E oggi vogliamo sentire Jefferson. Anche lui sarà battezzato oggi. E Jefferson, quello che la Chiesa vuole sapere è la tua fede in Cristo Gesù. Quello che tu credi, la tua speranza, la tua sicurezza e come tu hai conosciuto Gesù nella tua storia, nella tua vita. Devo raccontare tutto? Se è tutto, andremo qua fino al culto di sera. Accordi. Ma se qualcuno vuole invitarlo per un pranzo, per un caffè, lui racconterà tutto, ok? Buongiorno a tutti. Non lo so neanche cosa dire. È da quasi un anno che sono qua in chiesa e prima è da 6 anni che sono qua in Italia e prima non ero un credente e dopo ho passato alcune esperienze nella mia vita e quando ho guardato indietro avevo capito che anche se non credevo Gesù era a fianco a me. E quindi ho preso questa decisione di cercare Gesù da solo, perché non appartenevo a nessuna chiesa, e quando ho cercato una chiesa ho trovato questa qua. E sono qua, e sono contento. La tua vita è stata consegnata a Gesù? Sì. Gesù fa parte della tua vita? Sì. C'è la speranza di un'eternità nella tua storia? Certamente. Ok. Lui c'è una bellissima storia anche dal Brasile quando è arrivato qua e come ho detto, invitatelo per un pranzo, sarà arricchito con la sua esperienza. O anche una pizza. Ok. La Chiesa è favorevole che lui sia battezzato questa giornata? Alzate le vostre mani. Ok.
Lei già ha fatto la sua testimonianza e battesiamo anche Nicole oggi, no? Ok, sì. Va bene, possiamo pregare per loro? Nostro Padre, grazie per questo momento, la ricchezza che tu ci dai, oh Padre, di testimoniare, di vivere questa esperienza di fede. Benedici Nicole, Jefferson, Padre, che loro possano dare questa testimonianza con gioia e allegria e soprattutto essere costanti e perseveranti e non desistere mai di una fede in Cristo Gesù. Benedici loro, Padre, e grazie, in nome di Gesù. Amen. Amen. Dio benedica. Ci vediamo tra poco. Ok? Grazie, Jefferson. Ok, gli avvisi, veloci qua. Quali sono i primi? Guerrieri. Uomini, non dimenticare, non questo lunedì, l'altro di 15 agosto alle ore 20 faremo un incontro qua. Ci sarà un responsabile di questo lavoro dei guerrieri per Gesù, qua in chiesa, alle ore 20, ok? Per tutti gli uomini. Le donne, prendete i vostri figli e dite così, ó, va, andate, non voglio vederti a casa, ok? Ah, ho detto agosto? A settembre, 15 settembre, ok? 15 settembre, ok? Próximo avviso. H-Move, sarà il primo anniversario del nostro gruppo dei giovani, H-Move. 27, non dimenticare, ogni giovane deve portare un amico e un nemico, ok? Deve portare un amico e nemico assieme e portare qua. Riempiamo quella sala nera e con tanta festa e tanta gioia, un anno H-Move. Próximo avviso. Convênio di coppia, già fatto la tua iscrizione? Già hai detto a tuo marito, iscrivimi, ok? O la tua moglie, tu già hai fatto l'iscrizione, cara? Ok? In Slovenia, 21-23 novembre. Ok? Ci sono le altre avvisi qua. Noi stiamo rifacendo qua il lavoro dei piccoli gruppi e anche dei corsi di teologia. Noi abbiamo 2 gruppi che noi staremo iniziando dopo il 20 di settembre. È la teologia basica e una teologia già un po' più approfondita, ok? La basica sarà domenica mattina e sabato sera qua in chiesa e di teologia un po' più approfondita sarà martedì sera. Qualche informazione dovete parlare con me perché abbiamo bisogno del vostro nome per anche acquistare i libri e per iniziare questo corso, ok? Cominceremo dopo il 20 di settembre, 22 mi sembra la data che inizieremo, ok? Saranno 2 gruppi, teologia basica, che una parte da igreja já fatto nel passato, e una teologia un po' più approfondita, ok? Qualche informazione potete parlare con me. Battesimo, adesso andiamo ao Piave, lá faremo um battesimo, um piquenique, staremo lá assieme come chiesa, ok? Próximo sábado, alle ore 16, sarà il primo culto di un gruppo di cinesi cristiani e la nostra chiesa adesso abbiamo aperto questo spazio. Alle ore 16 loro useranno questa struttura sabato e dal domenica 14 di settembre in poi sarà nella sala nera domenica pomeriggio, ok? Così è un gruppo di fratelli che stanno senza spazio, come noi a Conegliano e anche a Padova, e ci hanno offerto di sala, noi stiamo offrendo le nostre sale per loro, ok? Se volete venire sabato alle 14, alle 16, sarà bello ascoltare i cinesi, non capirete niente, ma sarà bello stare insieme, ok? E domenica alle ore pomeriggio sarà lì nella sala nera, ok? Per favore, l'altra cosa importante, per membri e non membri della Chiesa ma che state frequentando, noi abbiamo inviato un modulo per essere compilato, ok? Se tu non hai compilato ancora, per favore compila quel modulo e puoi inviare direttamente all'applicativo della Chiesa, ok? Se tu non hai fatto e tu non sai, pastore, non ho ricevuto, puoi parlare con me, posso inviarti come compilare e è veloce, 1 minuto tu puoi compilare tutte queste informazioni. Grazie Chiesa. E ci vediamo tra poco al battesimo. E quando uscite date un abbraccio a questi ragazzini e ai monitori e dica loro, ok, c'è compleanno qua di Jonas e di Letizia, già sono andati, ok, e dopo Jonas e Letizia offriranno per noi il pranzo là, ok, un abbraccio a loro lì, buona domenica a tutti, no, tra poco ci vediamo.